In campo si sfiderà il Nola contro i Black Lion di Fuorigrotta. Vediamo le immagini. Nel cuore di una bellissima partita con Raffaele. Raffaele, come sta andando la gara? Purtroppo male per i nostri. Facciamo un pronostico, la Speranza è l'ultima a morire, quindi Speriamo vingano 3-2. Anna, per chi fai tifo questa sera? Ovviamente Nola. Ok, come si è messa la partita? Comincia un po' male, sta anche per finire, però sono bravi, insomma, possono crescere. La maggior parte sono anche del 90-92, insomma, devono crescere ancora. Quindi gli fai un augurio a questi ragazzi per il loro campionato? Sì, un augurio fortissimo, anzi. Che cosa gli auguriamo? Di andare ai playoff. The dance, girl want test you. Don't stand a chance, no. Girl, you look better than them, yes. You dress nicer than them, yes. Gonna dance from night till morning. We love all the DJ playing. Oh, what a lovely feeling. So close to me, heart beating. Hold me tight, girl, hold me tight. What? Wrong me waist, girl, wrong me waist. What? Take me rock, girl, take me rock, girl. Wipe me off, try me off. I came to rock at this party, cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock at your body. Rock it straight through the night. You want this body? You want it now? Say what? Sweet boy, rock your body, cause I'm making mine tonight. Let's go! Amici di Hollywood, adesso sono in compagnia del capitano del Nola, Enrico De Falco. Signor De Falco, come vede questa partita appena conclusasi? Decisamente negativa, perché il risultato è quello che non ci aspettavamo. Squadra loro organizzata che lotterà sicuramente per il vertice del campionato. Noi squadra un po' più giovane ci abbiamo provato, però purtroppo non è andata bene. Vabbè, però è bello vedere tanti giovani che si dedicano alla pallavolo e voi lo fate comunque a un certo livello. Qual è l'obiettivo del campionato? L'obiettivo del campionato, diciamo, era un altro. Purtroppo la strada non è quella che stiamo seguendo, non è quella giusta. Proveremo sicuramente a rifarci, però l'importante, come hai detto tu, è far crescere i giovani e noi ne abbiamo tanti. Perfetto, quindi l'augurio che vuoi dare a tutti i tuoi amici come capitano del Nola? Sicuramente è quello di crescere e migliorare col lavoro in palestra, e poi i risultati sicuramente arriveranno. Perfetto, grazie mille, salutiamo gli amici di Hollywood Television che guardano il Nola Pallavolo. Un saluto agli amici di Hollywood e grazie per la presenza. Grazie a lei. eccoci qui insieme al dirigente del Nola, il signor Francesco San Giovanni. Caro Francesco, come è andata la partita? Ahimè è andata un po' male, però la speranza è sempre... La partita, voglio dire, è andata maluccio, però fondamentalmente siamo una squadra giovane che crediamo in un progetto, abbiamo molti 92, 93, addirittura qualche 96 in rosa, quindi per noi è un progetto a lungo raggio, non sicuramente una partita ci può scoraggiare. E quindi come siamo in classifica? Ora siamo ottavi e noi contiamo di migliorarci, perché l'anno scorso siamo arrivati ottavi, quindi speriamo, insomma, che la classifica alla fine poi ci dia ragione. E premia la classifica, come dicevo, la speranza è sempre l'ultima a morire, quindi in bocca al lupo a tutta la squadra del Nola. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Hollywood Television. Un saluto da parte del dirigente del Nola. Insieme a me l'allenatore del Nola, il signor Girolamo Buono. Caro Girolamo, purtroppo la partita abbiamo visto com'è andata, un po' la descrizione di questa grande gara. Niente, in realtà noi siamo una squadra in via di costruzione, nel senso che è il primo anno che siamo insieme, abbiamo un gruppo misto di giocatori del Poggiomarino e del Nola, quindi ci deve essere un lavoro di molto lavoro in palestra per amalgamare la squadra. E poi c'è un aspetto caratteriale che noi riusciamo
ad eliminare, che è quello praticamente del nervosismo che a un certo punto attanaglia alcuni giocatori. Però noi siamo fiduciosi, il nostro campionato deve essere di assestamento per quest'anno. Loro erano una bella squadra, sta al terzo posto, costruita per i playoff, però forse potevamo giocare qualche cosina in più. E come avete visto, la partita è finita con la vittoria dei Black Lion di Fuorigrotta. Dal Pala Merliano è tutto, ciao!